Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Buongiorno a tutti, buongiorno da Radio Rete 2000, buongiorno da Michele, buongiorno anche da... Buongiorno a tutti da Luca! Eccoci qua, ritornati in questa giornata un po' uggiosa, una giornata un po' particolare perché abbiamo lasciato il caldo da fuori le porte, non so. Sì, esatto, adesso abbiamo freddo, abbiamo pioggia. Abbiamo grandine, abbiamo di tutto, l'unica cosa che non ci manca è la nostra simpatia, la nostra voglia di trasmettere cultura attraverso questa emittente, questa radio, questa Rete 2000. Quest'oggi avremo un ospite d'eccezione. Abbiamo un ospite speciale che si è classificato terzo al nostro premio letterario Oggi e Domani, sempre per sempre, la quinta edizione. Infatti abbiamo con noi Lorenzo Domignoni, l'autore di Per ambizione per sempre, un romanzo medievale che adesso faccio vedere anche ai nostri telespettatori che ci guarderanno anche a video. Quindi un buongiorno a Lorenzo. Grazie, buongiorno a voi. Allora Lorenzo, come stai innanzitutto? Bene. È la tua prima volta in radio, la tua prima esperienza? Ho avuto altre esperienze. Bene, quindi vuol dire che non hai problemi con il microfono, non hai problemi appunto a parlare un po' con noi, a discutere con noi, tanto ci siamo solo noi tre, ovviamente, poi ci sa quanti altri centinaia e centinaia di persone all'ascolto quest'oggi di Rete 2000. Allora, oggi ci hai portato il tuo primo libro. Sì, veramente il secondo libro, comunque questo è quello che ho portato all'attenzione dei lettori dopo aver a lungo meditato sul contenuto del quale parleremo, mi auguro, tra un attimo. Okay. Ed è un contenuto di una storia medievale che mi ha appassionato, ovviamente, che ho scritto molto volentieri. Non spoileremo niente, aspettiamo un attimo perché ci sono tante domande, tante cose da dire. Intanto noi parliamo del Salone del Libro. Abbiamo avuto esatto. questa esperienza, Luca, una bellissima esperienza dove c'era il Gotha della cultura italiana. Insomma, sì, c'erano ovviamente... tanti volti famosi e noi abbiamo portato tanti volti pregiati tra i nostri autori, come ad esempio anche Lorenzo Domignoni, che ha presentato anche al Salone del Libro di Torino il suo volume. E secondo me dovremmo partire un po' così dalle presentazioni per far conoscere chi è Lorenzo Domignoni ai nostri radioascoltatori. Quindi Lorenzo, chi sei? Presentati un po'. Dici di te che siamo curiosi. Allora, io ho vissuto una vita intensa come chirurgo per 40 anni, dopodiché ho girato pagina, ho smesso, dato un taglio proprio chirurgico alla mia attività e mi sono dedicato a fare quello che avevo sognato per tanti anni, cioè scrivere di cose che mi interessavano, e particolarmente mi sono interessato di mettere per iscritto tutta una serie di appunti, di annotazioni e di considerazioni che avevo fatto girando per l'Europa, interessato all'arte medievale, che è stato il mio hobby, e mi sono messo a scrivere e ne è venuto fuori un paio di romanzi, quello di cui parliamo oggi, sì, che è Per ambizione e per sempre, è il secondo romanzo del quale parliamo tra un attimo, pronto a rispondere alle vostre domande. Perfetto. E come ho anticipato prima, tu hai partecipato al nostro premio letterario Città di Verona Oggi e Domani, soprattutto per la quinta edizione, dal titolo Sempre per sempre, e ti sei classificato terzo. Com'è stata la tua esperienza? Ci puoi raccontare com'è stata l'esperienza di partecipare a un premio letterario e soprattutto come ti sei trovato con il nostro premio letterario? Sì. Ma l'esperienza è stata certamente positiva. Io come medico chirurgo universitario ho partecipato a un numero indefinito di concorsi, per cui ero abituato a mettermi in gioco e a partecipare a concorsi, per cui non ho avuto difficoltà a partecipare al concorso letterario. È una novità la tipologia del concorso, ma partecipare ai concorsi è stato un po' il mio mestiere per buona parte della mia vita. E è stata una bella esperienza, ho dovuto ovviamente adeguarmi alle regole concorsuali e ho compilato quello che c'era da compilare, ho presentato il mio libro e evidentemente è piaciuto, e quindi la cosa è andata avanti fino ad arrivare al terzo premio. Giusto, e l'argomento principale del tema dell'anno scorso era rivolto all'infinito. Secondo te, come mai questo romanzo, senza spoilerare troppo ai nostri radioascoltatori, però secondo te in che modo il romanzo Per ambizione per sempre si collega all'infinito?
E si collega all'infinito perché già in esordio, nelle prime pagine, si parla dei simboli dell'infinito che sono l'obiettivo di quello che è l'attività del protagonista del romanzo, che è un giovane monaco, il quale ha il compito che gli viene assegnato dal suo priore di andare alla ricerca dei simboli dell'infinito che sono rappresentati sui monumenti della Chiesa orientale. Ed è un compito non da niente. E di qui parte la storia del romanzo, e quindi l'infinito è centralissimo proprio nella storia. E nel suo libro, andando proprio a parlare, iniziamo proprio a parlare appunto di Per ambizione per sempre, perché siamo qui giustamente per fare cultura e parlare del suo romanzo medievale. E nel suo libro fa un'accurata descrizione storica della crociata dei Lombardi. Come è stato difficile raccogliere le fonti, e soprattutto da dove è riuscito a raccogliere le fonti che ha riportato poi all'interno del romanzo? Sì. La crociata dei Lombardi è una piccola parte delle crociate ed è in realtà la coda della prima grande crociata, quella che ha portato alla liberazione di Gerusalemme nel 1099. La crociata dei Lombardi parte in grave ritardo con la prima crociata, infatti ne rappresenta l'epifenomeno finale, diciamo. I Lombardi vengono raccolti dall'arcivescovo di Milano e con i Lombardi partono anche i Pavesi. Il protagonista è un giovane monaco pavese che si associa alla crociata dei Lombardi, e la storiografia della crociata dei Lombardi fa parte di quanto è stato messo per iscritto dai cronachisti delle crociate. Ovviamente sono andato a scartabellare i documenti che sono arrivati fino a noi, scritti proprio da chi ha fatto le cronache delle crociate, e ho frequentato a lungo la biblioteca umanistica dell'Università di Pavia, dove ho studiato, dove sono andato poi a spendere diverse settimane per andare a vedere le fonti, per non scrivere delle sciocchezze riguardo proprio alla cronaca delle crociate. È stato interessante, è stato molto interessante. E quanto è stata lunga la ricerca? Quanto ha richiesto? Allora, per scrivere questo libro ci ho messo più di 3 anni, perché ho voluto andare veramente a fondo e documentarmi bene. Poi la parte più divertente invece è stata riempire la componente, diciamo, di storia, di narrazione libera che ha riempito il grande buco storico che in realtà c'è riguardo ad alcune notizie delle crociate che mancano completamente. Si sa come sono incominciate, si sa che si ha notizia dei pochi superstiti che sono tornati a casa, e c'è un buco enorme di conoscenze riguardo a quello che è avvenuto all'interno del periodo della crociata. Che l'aspetto, penso, del buio sia un elemento comune un po' al periodo del Medioevo, che da quello che studiamo anche a scuola mi sa che è un periodo un po' meno conosciuto rispetto a tutti gli altri, o sbaglio? È vero, anche se la ricerca storica poi ha riempito parte di questi vuoti. Per quello che riguarda in particolare la storia di Pavia, perché il romanzo, non va dimenticato di dire, è ambientato fondamentalmente nella Pavia medievale all'inizio del XII secolo, c'è proprio un buco di notizie storiche che a me è tornato molto utile per riempirlo con la parte narrativa libera del romanzo. Romanza, esatto, sì. Romanzata. Che poi tra l'altro la cosa curiosa, da fare il chirurgo, giusto? Sì. Chirurgo, ora è diventato un chirurgo della penna. Questa è buona. È buona? Ecco, insomma, un dottore che si mette a scrivere è veramente una cosa magnifica. È forse una valvola di sfogo anche la sua. È una valvola di sfogo, certamente, e poi è un modo per esprimere se stessi, come l'hanno fatto in tanti medici. In realtà ci sono molti medici scrittori. È vero, confermo anche perché nella storia della letteratura russa è piena di medici scrittori. Vabbè, poi i russi sono scrittori o sono artisti in genere, perché hanno sempre una doppia valenza nel loro io, insomma. E allora continuiamo a parlare di questo volume. Come le è venuta in mente questa storia qui, dalla chirurgia a una cosa storica così? Questo passaggio incredibile che ha avuto questa evoluzione in questo libro. Sì. Beh, la storia è stata dettata dal fatto che io ho vissuto molti anni a Pavia. Pavia città che è colma di monumenti medievali e raccoglie alcuni degli esempi più belli del romanico
che ci possono essere in circolazione, in particolare la Basilica di San Michele. La Basilica di San Michele che per me è stata l'ispirazione in realtà a cominciare la trama di questo libro. E chi osserva la facciata della Basilica di San Michele non può evitare di rimanere estasiato davanti alla meraviglia di questi bassorilievi che rappresentano un unicum nella storia della scultura. Sulla Basilica di San Michele per la prima volta compaiono tutta una serie di fasci di sculture in bassorilievo, cosa che è una novità, è una rivoluzione nella storia dell'architettura realmente. Fino alla fine dell'XI secolo in generale, in Italia ma anche all'estero, non si usava scolpire sulle facciate delle chiese. E San Michele è la prima volta che dà la possibilità di vedere la scultura che si espande sulle facciate delle chiese in modo diffuso, non semplicemente come contorno dei portali o delle finestre, ma diffusa su tutta la superficie, che diventa quindi come una grande scultura visibile perennemente. E il fatto che ci sia stata la volontà da parte di chi ha dato ordine di fare questo tipo di sculture, che chiaramente è una volontà che deve essere imperiosa, perché vuol dire andare contro una tendenza che è andata avanti per centinaia di anni, vuol dire che c'è stata la volontà di manifestare alcuni sentimenti. Ovviamente scolpire non è un lavoro semplice, richiede tempo, dedizione, volontà e sapere esattamente che cosa si va a scolpire. Ogni colpo di scalpello è come un colpo di bisturi, non si torna indietro, ed è questo secondo me quello che lega maggiormente il chirurgo allo scultore. Fanno un lavoro molto molto delicato tutte e due, non si torna indietro ed è per sempre, ed è questo il motivo che aggancia, se vogliamo, e soprattutto l'attività. Se si sbaglia non c'è no. il metodo di poter tornare indietro, quindi è veramente una similitudine molto giusta quella che ci sta dicendo, perché effettivamente anche nello sbaglio effettivamente sia il chirurgo che lo scultore non può se non rifare tutto da zero, nessuno è perfetto e si può mettere rimedio, ma con grandissima fatica, esatto, e con sudore della fronte. Sono rimedi sanguinari di solito. Bene, abbiamo scoperto una similitudine di due facce che non pensavamo, Luca, vero? No, assolutamente no, totalmente inaspettata. Però calza a pennello, perché davvero sono entrambe due figure che gli errori non possono commetterli. Tra l'altro, dottore, mi ha messo una curiosità incredibile. D'altronde io mi chiamo Michele, quindi stavamo parlando della Basilica di San Michele, quindi a parte San Michele, quella famosa basilica che si trova in Normandia, se non sbaglio, che è bellissima, mi hanno detto, io non sono mai stato, ma ci vorrei andare. Però qui ce l'abbiamo a 4 passi da Verona. Un viaggio a Pavia vale sicuramente la pena di farlo per San Michele di Pavia. Beh, sicuramente, anche perché da Verona sicuramente quanto avremo? Un'ora e mezza di macchina, un'ora e mezza di macchina, quindi possiamo vedere questa basilica nel suo splendore, insomma, storico, chiaramente, che viene poi ampiamente riportata nella sua pubblicazione, giusto? È un punto di riferimento centrale di tutta la storia, sì, perché si va proprio a descrivere le fasi della costruzione della basilica, della ricostruzione, perché in realtà si tratta, quella che vediamo oggi è una ricostruzione della basilica che è stata fatta all'inizio del XII secolo, proprio in corrispondenza della fine della prima crociata, e qui l'aggancio storico è proprio dettato dal fatto del periodo cronologico che corrisponde, la ricostruzione di San Michele con le decorazioni corrisponde esattamente alla fine della prima crociata. Bene Luca, andiamo avanti. Proseguiamo col parlare del romanzo storico, perché siamo lì, sento i telespettatori e i radioascoltatori che sono sempre più interessati. Il romanzo Per ambizione per sempre, come prima domanda classica che mi viene in mente, che cos'è l'ambizione secondo te? L'ambizione è una volontà che noi abbiamo di fare e che, se contenuta entro certi limiti, rappresenta una delle espressioni delle attività umane normale, del tutto accettabile. Diventa patologica quando viene esaltata, e abbiamo degli esempi anche a livello televisivo e mondiale, a livello della geopolitica, di che cosa vuol dire esagerare con l'ambizione, che porta ovviamente ai disastri. L'ambizione è un sentimento fondamentalmente che va contenuto.
mancare di ambizione fa parte delle cose da evitare, ovviamente, fa parte anche dei peccati, se non... Certo. Quindi l'ignavia è da evitare nel modo più assoluto. Quindi i due estremi, l'ignavia e l'eccesso di ambizione, che vuol dire narcisismo, se vogliamo, sono gli estremi. In medio stat virtus, quindi una modica quantità di ambizione va bene, certamente. Nel romanzo ci sono diversi personaggi, in primis il protagonista, il giovane monaco, che manifestano ampiamente la loro ambizione, e di questi personaggi abbiamo traccia in più punti del romanzo, e abbiamo modo di esplorare appunto come si manifesta l'ambizione di questi. Hai un po' anticipato la mia prossima domanda. Chi è Rufo, il personaggio protagonista del romanzo che hai scritto? Allora, Rufo è il nome del giovane monaco pavese che parte per la crociata, e la motivazione della sua partenza è dettata all'inizio da una esaltazione che ha accomunato tutti coloro i quali si sono accodati all'Arcivescovo di Milano e partono per la crociata dei Lombardi. In realtà poi Rufo ha dei ripensamenti, perché si rende conto di essere in mezzo a un coacervo di persone che sono sbandati fondamentalmente, perché la crociata dei Lombardi era costituita da un relativamente piccolo numero di armati e da un numero esorbitante di persone totalmente impreparate a fare la guerra, erano semplicemente degli scappati di casa e molti farabutti e gente che era abituata a vivere per le strade, e trovava sicuramente affascinante andare all'estero e allontanarsi da Pavia e trovare nuovi luoghi dove vivere alla giornata. Ebbene, Rufo si accorge di essere in mezzo a un'impresa che è destinata a fallire, e in effetti fallirà la prima crociata, la crociata dei Lombardi, e la motivazione sua di andare alla crociata diventa quella che gli viene data dal suo priore, che lo incarica di andare alla ricerca dei simboli dell'infinito, di cose di cui abbiamo parlato pochi minuti fa. Quindi questa è la reale motivazione che porta Rufo a non tornare indietro, perché alcuni si sono fermati e sono tornati indietro, lui invece va avanti e va con la convinzione di riuscire a portare a casa informazioni molto importanti sui simboli dell'infinito, tra i quali c'è un simbolo che è quello del fiore della vita, che è un insieme di cerchi che sono raffigurati poi tra le prime pagine del romanzo. C'è un'immagine di questi cerchi, e il fiore della vita rappresenta un po' il filo d'unione, il simbolo che porta a compimento tutta la storia. Poi non vogliamo raccontarla fino in fondo, ecco, se vogliamo inquadrarlo. Sì, sto facendo vedere alle persone che ci guarderanno a video di cosa stavi parlando. E una domanda che secondo me viene scontata da quello che hai detto. Tu hai parlato spesso di Pavia. Pavia rappresenta nel tuo romanzo una delle due città fondamentali dove avviene la maggior parte dell'azione, assieme a Costantinopoli. Quanto è importante per te Pavia? E Pavia rappresenta 22 anni della mia vita, io li ho spesi a Pavia. Io sono nato a Como, poi ho passato buona parte, tutta la mia fase di studi, la fase iniziale di medico a Pavia, e dopodiché sono andato a Varese a lavorare, dove sono andato avanti per altri 20 anni. E Pavia quindi rappresenta un punto importante di riferimento, e tuttora ci ritorno molto volentieri sia a vedere cose belle sia a studiare. È una musica un po' particolare questa qua, perché io so che Luca ora deve chiedere qualcosa di particolare, quindi ci vuole una musica un po' particolare per far sì che questa cosa venga fuori bene. Abbiamo parlato finora di quella che è la trama generale del libro, e un po' di quelli che sono le cose che si possono trovare all'interno del libro Per ambizione per sempre. Adesso sono curioso di sentire, ci sono dei passaggi che ha preferito scrivere rispetto ad altri, o che l'hanno appassionata più rispetto ad altri? Ce li vorrebbe leggere? Ma io penso che valga la pena sicuramente di citare un paio di passaggi che ovviamente mi sono preparato un attimino per dare un saggio di quello che c'è nel contenuto. Allora, qui siamo al momento in cui il protagonista, il giovane monaco,
ha accesso alla biblioteca del priore e dove va a sfogliare le cose che gli interessano. Lui è un monaco molto curioso, si è interessato di arte delle costruzioni, di geometria, e ovviamente va a pescare un volume che gli interessa di geometria nella biblioteca del priore. Sfogliando con ogni cautela il volume degli Elementi di Euclide in presenza del priore, che insisteva a sfiorarmi il collo, scoprì una coincidenza incredibile in una figura geometrica disegnata a margine del testo. Nella costruzione dell'esagono con il compasso, descritta da Euclide, 3 secoli a.C., si genera l'immagine di un fiore, identico ai gigli dai contorni perfetti incisi sui capitelli di alcune chiese della diocesi. Esclamai, stupito, e mi rivolsi in faccia al priore Otto, inducendolo a interrompermi le sue affettuosità che lui esplicava sul mio collo. Anch'io l'ho notato, disse il priore. Dubito si tratti di una semplice decorazione dei capitelli, potrebbe avere qualche significato speciale. Bisognerebbe andare fino a Costantinopoli per scoprirlo. E perché mai? Un nostro confratello, che ha viaggiato molto, mi ha raccontato che laggiù il giglio è un'immagine decorativa comune, scolpita nelle principali chiese. Ha riferito che i bizantini lo chiamano il fiore della vita e che cosa? Per i bizantini il fiore della vita è un antico simbolo dell'eternità, impiegato per rappresentare Dio. Simbolo divino. Perché dalle nostre parti non si conoscono queste cose così preziose? E qui non andiamo più avanti, altrimenti spoileriamo. Il giglio è sempre ricorrente nelle parti sacre, diciamo. Sì. Tra l'altro noi abbiamo una basilica a Padova che di giglio ne sa qualcosa, vero dottore? Certo. Ecco, vogliamo leggere un altro piccolo passo, cosa dice? Ecco, io vorrei a questo punto però presentare anche un altro aspetto della vicenda, perché non si tratta solamente di cose di arte e di storia, ma certo. Ci sono anche delle avventure, c'è anche una componente sentimentale ovviamente, altrimenti sarebbe una storia priva di pepe. E ci sono almeno 2 donne che compaiono nell'arco di questa storia, una delle quali è un personaggio femminile molto particolare, è una concubina molto speciale, di cui cercheremo di tratteggiare un attimino le caratteristiche, che è la schiava di un ricco mercante veneziano a Costantinopoli. Costantinopoli è la città nella quale soggiorna a lungo per più di 6 mesi il giovane protagonista, quando sulla via del ritorno è bloccato dalla stagione invernale a Costantinopoli, dove farà la conoscenza di questa concubina. Vediamo la concubina. Prima di concedarci, il mercante presso il quale soggiorna il giovane monaco, scusate, il lapsus è inevitabile. Nessun problema. Il mercante chiamò a sé la sua concubina, una donna assai attraente, dalla carnagione olivastra e dai tratti del volto che tradivano l'origine medio orientale. Non lontana da noi si era trattenuta a riposare sul divano nel salone di ricevimento e di certo aveva udito i nostri discorsi. Ce la presentò. Agar, il nome della concubina, teneva il capo coperto solo in parte da un velo che lasciava scoperti i folti capelli ricci corvini a cespuglio e i vivaci occhi neri. Indossava una tunica elegante di seta verde sgargiante con una fascia in vita che evidenziava il corpo snello. Mi colpì il suo sguardo penetrante. Le movenze misurate nel levarsi dal divano e nel venirci incontro deponevano per un'educazione ricevuta in ambito signorile. Giunse alla conclusione di aver di fronte una donna accorta, di carattere. Da come si rivolgeva al mercante e agli altri servi che pareva dominare, ebbi la sensazione che a comandare in casa fosse lei. Beh. E in effetti comandava, e poi sarà la persona che responsabile di una serie di malefatte delle quali non parliamo. Esatto, ovviamente. Non spoileriamo troppo. Se siete interessati vi invitiamo ad acquistare il volume Per ambizione per sempre sul sito di Edizioni 03 www.edizioni03.com. Ecco, abbiamo visto appunto 2 personaggi di questa pubblicazione, ma qual è il suo personaggio preferito o comunque quello che si è divertito di più a caratterizzarlo in questo libro?
Allora, al di là del protagonista, che questo giovane monaco, e non medico, monaco, insisto, c'è certamente la figura dell'architetto responsabile dell'organizzazione del cantiere della Basilica di San Michele, che è una figura certamente affascinante, perché è una persona che ha avuto la responsabilità di mettere in piedi una ricostruzione di questa importanza. E nel tratteggiare la figura dell'architetto ovviamente ho dato sfogo anche alle mie fantasie. Direi che è la persona che manifesta la sua ambizione nella maniera più importante a livello professionale, nel momento in cui decide di voler realizzare la copertura della nuova basilica riedificata con 2 enormi cupole emisferiche sul modello di quelle di San Marco. La Basilica di San Marco, all'epoca in cui fu ricostruita San Michele, era già stata completata e aveva le sue 4 cupole. Evidentemente l'architetto vuole copiarle, e sull'onda di uno stile architettonico che in Francia, soprattutto in quell'epoca, stava prendendo piede, ma in Italia non aveva altri esempi se non quello di San Marco, progetta 2 cupole per la copertura di San Michele. 2 cupole che verranno realizzate e che però poi verranno sostituite 4 secoli dopo, perché non stavano più in piedi. Era stata sicuramente una esagerazione, un'ambizione esagerata che poi ha dovuto essere corretta per poter evitare che crollasse tutta la basilica. E dal romanzo si evince la sua passione per l'architettura, sì, e anche per l'arte. Da cosa nasce questa passione? Non ha spiegazione. Me lo sono chiesto anch'io, è una cosa che me la porto appresso da quando ho cominciato a guardarmi in giro. Appassionarsi d'arte è troppo facile. Per il perché dello specifico dell'architettura, questa è una spiegazione che non mi sono mai potuto dare. Mi piace, punto. Esatto, è anche questa una spiegazione alla fine. Probabilmente invece di fare il dottore poteva fare l'architetto. E chi lo sa, ma troppe pretese, troppa ambizione, no? Vogliamo bassi. Ci sono delle cose molto interessanti tuttora non chiarite sulla Basilica di San Michele, a parte la novità rivoluzionaria dei bassorilievi. L'interpretazione di questi bassorilievi tuttora è un problema aperto, e io mi sono permesso, ovviamente nel mio piccolo, sommessamente di dire anche la mia, perché ci ho passato sopra anni a studiarmeli, quindi certo. Senza esagerare con l'ambizione, ho messo per iscritto in questo romanzo anche la mia interpretazione. Se uno va a vedere i bassorilievi della facciata di San Michele, si accorge che hanno, al di là dell'aspetto decorativo, che pure è encomiabile, ovviamente meraviglioso, hanno diversi significati. Hanno certamente il significato di rappresentare, soprattutto nei registri bassi delle sculture, l'aspetto di un ricordo di una guerra, che inevitabilmente deve essere stata la crociata, perché era la guerra a quell'epoca più importante. Poi c'è l'aspetto religioso, che però è marginale tutto sommato. Ciò che stupisce nelle decorazioni di San Michele è che tutto sommato sono decorazioni laiche, non esplicitamente religiose per la maggior parte. Si richiamano alcuni episodi della Bibbia, naturalmente. C'è la statua di San Michele che troneggia nel mezzo della facciata. San Michele classicamente schiaccia il drago, e ci sono Adamo ed Eva, ci sono Caino e Abele, però non si contano sulla punta delle dita di 2 mani questi bassorilievi. La maggior parte dei bassorilievi sono laici e rappresentano, secondo me, una espressione della filosofia di vita di quella modalità di pensare degli scultori di quell'epoca, e che secondo alcuni, in estrema sintesi, rappresenta la lotta tra il bene e il male. Non una cosa da niente. Mettere per scultura, rappresentare la lotta tra il bene e il male, non è una cosa semplice, e lì è stata espressa con manifestazioni figurative le più variate, ma in grande sintesi rappresenta la lotta tra il bene e il male. Draghi, figure orripilanti che lottano tra di loro,
rappresentano il dualismo tra il bene e il male. Beh, Sicuramente. tra l'altro lo stesso San Michele ai suoi piedi, ovviamente con la sua spada di fuoco, ha un drago sotto. È un momento conflittuale con la vittoria del San Michele. Sì. È appunto del bene e del male, quindi ovviamente il bene di San Michele contro il male del drago che ha ai suoi piedi. Ma quanto tempo ha passato in questa basilica, dottore? Cioè, quando finiva di lavorare come chirurgo, andava a fare un giretto lì per scaricare un po' la tensione della giornata? Non ho contato le volte, e tuttora ci ritorno, quando ogni tanto ci vado a vedere, ci sono dei particolari che mi sono sfuggiti e perlomeno a me ha affascinato. So di essere un po' maniacale in questo, però non è vero, perché effettivamente ne sono rimasto sicuramente affascinato. Quando si va in giro, a volte si capita che uno va a vedere in giro delle cose bellissime, non so, la Torre Eiffel, c'è sempre poi quel particolare che ci ritorni e dici: ma guarda, non ci avevo fatto caso. E voi a Varese, a Verona avete delle chiese, delle basiliche meravigliose. San Zeno in primis, per quello che mi riguarda, che è una miniera, ma questo non è novità, è una miniera che almeno anche superiore a San Michele, se vogliamo fare delle graduatorie, però certamente vale la pena. Anche a San Zeno ci torno sempre molto volentieri, c'è sempre qualcosa da scoprire. Beh, d'altronde, come tutte le città d'arte, ovviamente anche Verona fa la voce grossa su questo. Lorenzo, abbiamo parlato fino adesso di molti dei contenuti del libro, abbiamo delineato 2 personaggi, la concubina e Rufo, abbiamo parlato dell'architettura e dell'arte presenti nell'opera, però so benissimo che ci sono anche dei delitti. Vogliamo parlare un po' anche di quello, ovviamente senza spoilerare troppo. Sì, non abbiamo parlato di 2 eventi delittuosi, uno dei quali proprio all'inizio del romanzo viene assassinato un amico carissimo del giovane monaco protagonista del romanzo, di Rufo. Si chiama Rufo questo monaco giovane perché ha i capelli rossi. La morte per assassinio del suo amico è uno dei motivi che lo manda in crisi esistenziale e lo motiva a partire per la crociata, per cambiare aria, per cercare di uscire da questa difficoltà di capire il perché di questa morte assurda che ha avuto il suo amico. E poi c'è un altro delitto che non andiamo a entrare nel dettaglio di descrivere a metà del romanzo, la cui risoluzione, parimenti a quella dell'assassinio dell'amico di Rufo, non si riesce a venirne a capo fino alla fine del romanzo. Quindi bisogna comprare e leggere il romanzo. Alla fine del romanzo, nelle ultime 5 pagine, saltano fuori e vengono al pettine i nodi di questi due delitti. Ed è una fine non particolarmente dolce, un finale amaro se vogliamo. E d'altra parte finire un romanzo in maniera sdolcinata non era sicuramente nelle mie corde, quindi va bene così. Un romanzo amaro però che lascia un tratto di forse speranza in un futuro, può essere? Sì, questo è fondamentale. È fondamentale, l'ottimismo è il motivo conducente della mia vita, se vogliamo. Bisogna essere comunque ottimisti, e seppure davanti alla conferma che le morti di cui abbiamo accennato sono legate a eventi delittuosi esecrabili assolutamente, alla fine c'è una vena di ottimismo, nel senso che, proprio facendo riferimento ai simboli dell'infinito e ai fiori, i gigli che praticamente rappresentano dal punto di vista della natura il disegno geometrico dell'infinito, si fa riferimento nelle pagine finali del romanzo, dove, piantando in un orticello un giardinetto di questi gigli, il giovane monaco fa un voto di speranza per un futuro migliore. E su questa frase, sul futuro migliore, direi che possiamo concludere la descrizione di questo magnifico e interessantissimo libro e romanzo medievale, Per ambizione e per sempre. Una domanda un po' che facciamo a tutti i nostri autori, perché siamo molto interessati ad avere feedback eccetera. Come si è trovato con noi di Edizioni 03? Bene. Perfetto, non l'abbiamo minacciato. Perfetto, quindi l'esperienza è stata bella, sicuramente soddisfatto. Perfetto. Per quanto riguarda voi
radioascoltatori e voi che ci vedrete a video, vi invito ad acquistare questo interessantissimo volume Per ambizione per sempre, che è disponibile sul nostro sito www.edizioni03.com oppure su Amazon o presso le principali librerie italiane. O se no basta ordinarlo O se da no, qualsiasi esatto. libreria, quindi sicuramente lo potrete andare poi a ritirare quando il vostro libraio di fiducia ci sarà ovviamente preso l'incarico di far arrivare la pubblicazione direttamente Esatto. nel suo negozio. Quindi abbiamo parlato veramente di un qualcosa di interessante, di un qualcosa di intrigante, ma all'orizzonte abbiamo ancora qualche nuova pubblicazione, dottore? Per forza. Ma sempre non su vi dico questa, niente. no, beh, Non vi dico ovviamente niente. dico sempre su questa linea, Sì, sì. quindi Desidero avremo perseguire questa linea, sì. una seconda versione, un secondo capitolo di questa linea che sta tracciando in questa pubblicazione. Sì, certamente. Molto bene, molto bene. Luca, allora noi dobbiamo ricordare anche che con i prossimi appuntamenti con Edizioni 03 avremo tutte le nostre pillole registrate al Salone del Libro di Torino, Salone Internazionale del Libro di Torino, dove nello stand di Edizioni 03 si sono avvicendati un bel po' di autori e non Assolutamente solo, tra sì. l'altro anche personaggi di spessore, riviste molto interessanti, quindi avrete la possibilità attraverso Rete 2000 di ascoltare queste interviste anche sulla moda, sul fascino della bellezza, proprio su tutto lo scibile che può riguardare il salone che ha riguardato il Salone del Libro, e quindi che ci sono venuti a trovare ad Edizioni 03, nello stand di Edizioni 03 e a Radio Rete 2000. Assolutamente sì, infatti vi invitiamo anche a seguirci sui nostri social, Edizioni 03, su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, perché faremo uscire interviste e chicche da non perdere. Quindi avremo veramente un gran pacchetto che in una settimana abbiamo registrato interamente, un bel lavoro di montaggio che faremo. Tra l'altro ci sarà anche l'intervista fatta a Lorenzo Dominioni proprio nella sede dello stand del Salone del Libro, quindi gli autori vanno coccolati, però le pillole di saggezza le dobbiamo pur comunicare a quelli che ci stanno ascoltando. Quindi io ringrazio, dottore, della sua Grazie partecipazione qui a Radio Rete 2000, ad Autori e delle Letture. Ovviamente quest'oggi in versione scrittore soprattutto, anche se come il giuramento dice, medico non si finisce mai di esserlo, giusto, dottore? Chissà se anche lo scrittore sarà così. Chi lo sa? Bene, grazie. Luca, vogliamo dare l'altro appuntamento? Allora, il prossimo appuntamento sarà a fine mese, il 30 di giugno, quindi vi aspettiamo in calorosa affluenza per parlarvi di altri libri. Parliamo dell'appuntamento in diretta. Giusto. Ovviamente... Noi vi aspettiamo anche a Valeggio Legge questo weekend, quindi sabato e domenica 6 e 7 giugno, perché avremo tante interviste, tanti autori e tante nuove storie da raccontarvi. E quindi c'è anche la possibilità di vedere anche dei personaggi all'opera con il proprio strumento. In questo momento mi viene in mente l'intervista di Giandomenico Annellino, che sabato prossimo sarà ospite presso l'edizione appunto di Valeggio Legge con Edizioni 03, quindi un appuntamento da non mancare. Per voi che amate la cultura, per voi che amate le pubblicazioni librarie, non potete non mancare. Ovviamente speriamo che ci siano delle belle giornate di sole come sono state l'anno scorso, e oltre a mangiare un buon tortellino, quindi ci gustiamo anche un ottimo libro. Ovviamente in questo frangente Rete 2000 trasmetterà anche tutte le varie pillole del Salone del Libro di Torino, e quindi cosa dobbiamo dire? Basta, Niente. veniteci a trovare Grazie. sabato al Salone del Libro, al Salone Di Valeggio. di Valeggio Legge, e grazie a tutti per l'ascolto. Questa è Radio Rete 2000. Buona Ciao da giornata. Michele E Luca. e il Lorenzo. dottore. Ciao. Avete ascoltato Autori e Letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03.